de qui c'est alluato? Sulle Gesù per guardare le vacche. A cos'era per venire ai bisogni dei parenti, che cos'erano altre che erano alluate, come mussi briscos o salvatges, e poi a cos'era los parenti che ramassavano l'argent e a me venivo ai bisogni della famiglia. Toccava un po' l'argent, nosaltres, cos'era los parenti che lo toccavano e poi nos abbigliavamo, ben entendu, e nos entreteniamo. Era il lugar del mese de mai a Tuchans, c'est-à-dire que quitava l'escola. Per qua che le orecchie super lunghe, sono un po' d'asses. Hi havia una luogo a les Salos, los 3 de mai, e aquí eren passò sulla plaza de les Salos, e los patrus passavo, te demandavo sei luato e fondù, nu, encara volies pa venir, cesiu, se sen d'accordi, sì, com vuoi guanyar, me rappelle pas che guanyava, 50 francs per mes, trattava la feina, non vogliavo una picciona pesa, e voilà, cos'era una sorta di, così direi, oui, appena una combinaccia, erano ingaggiati a andare a lavorare a quella persona. E io ero arrivato a Sauvace, sono una costata di blocco. E poi il patrone, era lo giorno che dovevano a cominciare, veniva amb una giardiniera, un xaval, e portava la valisa. E sovint cuchaven al cantó de l'estable de les vaques. Un picciolietto aquí en Bues, a un cantó, e voilà, cuchaven aquí. Començaven de fer l'homenatge, que allò començaven a Brueta, de sortir el fumier, e poi anaven, l'ofens, no? E poi anaven a dejunar, e poi prenien les vaques, e voilà, non vogliavo un bussi de musetto, per il despartir del mieciur, e rientraven vaques useros. Questa era la vita del castello, come ara, en fin, bon. Eren fa maleroses, ne cantaven una alla bomba spiueccia.